Dopo le dimissioni di Valerio Zingarelli dal ruolo di amministratore delegato di Polimnia, la società della Fondazione di Venezia che si è occupata della realizzazione dell'M9, arriva al suo posto Stefano Sernia. Non mi piace commentare le critiche, anche perché non ho elementi né per dire qualcosa contro le critiche né per dire qualcosa a favore delle critiche. Si riparte con l'idea di fare meglio, se possibile, di quello che è stato fatto fino ad oggi. Ritengo che non sia una sfida facile, però mi sembra anche che siano state poste le basi sicuramente per fare bene. Sernia non è l'unica novità, insieme a lui è stato infatti presentato anche il nuovo consigliere delegato alla promozione del distretto M9, Pasquetti, che subentra a Guido Guerzoni. Abbiamo messo in campo una vera e propria organizzazione per i vari eventi che andremo a realizzare, che si differenzieranno tra quelli che sono gli eventi museali, gli eventi invece di tipo aziendale, associativo o quant'altro, e quelli che saranno invece gli eventi per la popolazione e il terreno e il territorio circostante. C'è riservo sulle prossime iniziative, però Una chicca forse ve la posso dare: il 1° giugno, sempre se la Juventus dovesse andare in finale, metteremo un grandissimo schermo qui appunto a disposizione della popolazione per poter fare il tifo per la Juventus, ma anche per l'Italia.